Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo questa conferenza stampa sul 20° anniversario dell'approvazione della legge numero 92 del 30 marzo 2004, quindi si festeggiano quest'anno i primi 20 anni di questa legge, che sembra una legge che non ha 20 anni, nel senso che ancora molto lavoro c'è da fare, e una legge che ha visto in prima linea il senatore Menia, che tra poco sarà qui in diretta con noi e che ringrazio vivamente, e accanto a me qui c'è il dottor Silvano Olmi, che è il presidente del comitato 10 febbraio, il comitato che da 20 anni a questa parte accompagna il ricordo e cerca di mantenere il ricordo in maniera, diciamo, apartitica, perché è fondamentale questa cosa, soprattutto non solo con la storicità dei fatti, ma portando soprattutto e coinvolgendo le testimonianze vive che ancora oggi ci sono sul nostro territorio e che ringrazio. Voglio solo ricordare che molte sono state le occasioni in questi ultimi mesi di avere l'opportunità di poter ascoltare le testimonianze di alcuni esuli, ed è stato veramente piacevole, perché siamo riusciti ad arrivare in comuni dove magari fino a qualche anno fa non c'era neanche la possibilità di parlare di questo tema, e la cosa più bella non era solo vedere la sala piena, era vedere la capacità di interagire da parte delle persone che questa storia, questa vita non l'hanno mai vissuta e non hanno mai avuto la possibilità di capire, perché qualcuno diceva che nei libri di storia mancavano delle pagine, e questo è un dato di fatto. Oggi invece su questo tema si riesce e si inizia anche a discutere, anche soprattutto all'interno delle scuole, ma la cosa bella è che ho visto negli occhi, e ringrazio perché non è qui con noi, ma penso che me lo dobbiate, insomma, ho visto anche la territorialità, la signora Maria Grazia Poso, 92 anni, che qualche tempo fa, che quest'oggi non è con noi ma ci segue, che qualche serata fa ha partecipato a un'iniziativa pubblica in un comune dove fino all'altro giorno non facevano menzione di questo tema, ma ricordavano quella giornata lì proprio con una minima cerimonia. E tornando a casa quasi a mezzanotte mi ha detto: non so neanche a che ora vado a letto, perché mi sento carica a 1000, perché non ho mai avuto la possibilità di avere delle persone che interagissero in questo modo, ma soprattutto che fossero interessate anche di questo contesto. Ringrazio naturalmente il collega Razzolini, il collega Gio Formaggio, e naturalmente anche gli altri consiglieri che poi si uniranno a noi, i rappresentanti dei comuni, e naturalmente siamo qui riuniti oggi per condividere l'importante traguardo del 20° anno della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, per ricordare le vittime delle foibe e le migliaia di italiani sfollati dalle terre di Istria, Dalmazia e Fiume. Questa legge, per la quale ringraziamo sentitamente il senatore Menia per l'indefesso ed instancabile impegno perché fosse approvata dal Parlamento, alza il velo su quella cortina di indifferenza e quasi di ostilità nella quale per troppi anni è stata avvolta la vicenda degli esuli e l'atrocità delle foibe. Per molti anni le vessazioni e le violenze, gli eccidi e le stragi, l'epurazione con l'esodo di massa sono state trattate come un appendice della storia, se non addirittura negate. E noi sappiamo che la negazione porta all'oblio. Ecco perché dobbiamo batterci con convinzione contro ogni negazionismo. La ricerca storica, grazie alla legge Menia, negli ultimi 20 anni ha avuto il grande merito di aver fatto emergere vicende e nomi. Non tutti i nomi, perché per molti rimarranno purtroppo per sempre senza. Ma ha fatto luce sull'orrore delle foibe, delle migliaia di persone seviziate e uccise, sulle persone chiuse nei campi di concentramento jugoslavi, sulle migliaia, si parla di oltre 350.000 persone, costrette a fuggire via dalla loro casa, dalla loro terra per sempre. Persone che hanno pagato questo tributo di sangue e di orrore solo per il fatto di essere italiani. La furia dei partigiani titini si è accanita contro tutti, non solo militari, ma civili inermi, anziani, donne, bambini, per il solo fatto di essere italiani. La legge ha avuto il grande merito di aver riconciliato il nostro paese con una delle pagine più tragiche della nostra storia, di un passato non tanto lontano da noi, ma che andava riconosciuto nella sua drammaticità e al quale dobbiamo inchinarci con profondo rispetto.
È stata fatta verità finalmente e noi sappiamo che la verità è libertà e la libertà unisce tutta la Repubblica nel ricordo delle vittime infoibate e degli esuli. Esuli che invece per anni non sono stati capiti e neppure aiutati. Esuli che hanno dovuto abbandonare tutto, case, lavoro, ma pensiamo anche ai cimiteri. Sono stati sradicati da tutto, hanno perso la loro identità, ma che qui in patria non hanno trovato quell'aiuto e quella comprensione che avrebbero meritato. Oggi invece delle foibe, dell'esodo si parla nelle scuole, si dibatte sui giornali, si ampliano le conoscenze storiche. Pensiamo a Kevin Yama, la foiba grande, ancora poco conosciuta e ricordata nell'incontro del Quirinale del presidente Mattarella. Lo ripeto, l'indifferenza genera rimozione ed oblio. Ecco, da qui dipende l'importanza della legge, che con estrema chiarezza ci dice che deve essere fatto tutto quello che deve essere fatto per perseguire le finalità ad essa indicate. Il nostro obiettivo deve essere quello di non lasciare le vittime abbandonate nelle crepe della terra. Non può dunque che far piacere apprendere dal professor De Vergottini, presidente di Federesuli, che è molto intensa la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'aggiornamento del corpo docenti su questo eccidio, con il Ministero della Cultura, promuovere un museo del ricordo nella capitale, e con il Ministero degli Affari Esteri perché ci sia in tutti i luoghi dell'eccidio una targa commemorativa per ricordare ed onorare le vittime. Di questa intensa e proficua collaborazione con i ministeri competenti non possiamo, noi di Fratelli d'Italia in particolar modo, che essere particolarmente soddisfatti. La lezione che ci arriva dalla storia è quella di non utilizzare il dramma delle foibe e l'esodo come strumento di lotta politica. Sappiamo bene che è solo dal dialogo che scaturisce la convivenza e dalla convivenza origina la pace. Però è anche giusto che il ricordo sia commosso e partecipe, da ricordo di pochi a ricordo di tutta la nazione. È solo attraverso una conoscenza consapevole che ci è e ci può essere una memoria condivisa nazionale. Ne discende l'urgenza di trasmettere ai giovani la conoscenza degli eventi, perché vi è un'intera generazione di giovani e giovanissime che non conosce. Va promossa e perseguita la conoscenza come antidoto all'oblio e al negazionismo. La politica in questo gioca un ruolo permanente. Può, anzi deve, aiutare a diffondere la conoscenza sulla tragedia dei nostri connazionali e deve creare occasioni di divulgazione attraverso eventi come quello odierno, per il quale ringrazio il Presidente Ciambetti per averlo promosso in questa prestigiosa cornice. La politica deve farsi custode e testimone di questa memoria condivisa perché non ci siano più orrori simili nella storia. Un grazie pieno di riconoscenza al dottor Olmi, al Comitato 10 febbraio, per aver sempre tenuto alta l'attenzione su questa tragedia, con tutta una serie di pregevoli iniziative che con gli enti locali e non solo, iniziative alle quali hanno aderito convintamente un numero sempre maggiore di amministratori pubblici e di cittadini. Grazie per aver tenuto accesa la fiaccola della memoria anche quando il clima politico non era favorevole come è oggi. Siete stati e siete custodi di una memoria che oggi, anche grazie al vostro lavoro indefesso, possiamo definire come condivisa. Lascio la parola al dottor Olmi, però prima, grazie. Prima volevo ringraziare, naturalmente come ho fatto prima con gli amministratori, perché poi sono coloro i quali hanno la responsabilità primaria sul territorio di poter dare questa luce ad una storia che spesso e volentieri non è stata fatta conoscere. Volevo ringraziare gli esuli presenti, quindi ringrazio Luigi D'Agostini, ringrazio Italia Giacca, ringrazio Federica Aglic, con il quale a Martellago qualche serata fa abbiamo avuto una bellissima testimonianza, Francesca Lazzaric e Mauro Smaric. Ecco, ringrazio loro, ringrazio anche Alessandro Cook, Alessandro Toscani e l'architetto Pier Giorgio Milic, che sono qui con noi, che sono l'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, l'Unione Istriani del Coordinamento Veneto e Guardian Grande della Scuola Dalmata di Venezia. Ringrazio loro e passo la parola a Silvano Olmi che, nonostante deve portare una bella notizia sulla mia città, ma gliela faccio dire a lui perché merita questo passaggio. Grazie mille. Silvano. Allora, tu hai salutato questi illustri ospiti, li saluto anch'io, non so se mi sentite, se funziona, vi ringrazio tanto perché siete veramente la testimonianza
di questo esodo, di questa grande tragedia che è stata per troppo tempo dimenticata, volutamente dimenticata. Saluto i colleghi e gli amici delle altre associazioni che sono un po' le nostre sorelle maggiori, con cui abbiamo avuto modo di interloquire in un collegamento recente con una televisione del Veneto. L'impegno, l'hai detto tu, insomma, è un impegno costante, è un impegno che noi portiamo avanti in maniera assolutamente gratuita. Siamo un'associazione povera, dico spesso, non una povera associazione, è un'associazione povera che fa di questa povertà francescana probabilmente anche il suo punto di forza. E qui io oggi ho due amici carissimi che sono Massimiliano Spagnol e l'amico Bosco Lopecchie, che sono due dei rappresentanti del Comitato 10 febbraio nella Regione Veneto, che numericamente come numero di iscritti è seconda soltanto al Piemonte. Probabilmente, non voglio togliere niente al Piemonte, qualitativamente si batte per il primo posto. E quindi come comitato noi facciamo l'attività che fanno anche le nostre sorelle maggiori, no? L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l'Unione degli Istriani, eccetera, tutte le altre associazioni benemerite che svolgono questa attività. Io ringrazio Lucas perché ragazzo sveglio, ragazzo veramente che ci ha dato una grossa mano, perché l'annuncio, diciamo, che dobbiamo fare, che facciamo, è che celebreremo proprio a Jesolo il 17 marzo, domenica 17 marzo, i 20 anni della legge sul ricordo. E non è un'autocelebrazione o una semplice manifestazione così tanto per dire vabbè quanto siamo stati bravi. È un momento anche di riflessione per capire, insieme con gli esuli, con le altre associazioni, per esempio l'amico Codarin mi ha scritto ieri, mi ha detto già che sarà presente, sarà un momento importante per riflettere su questi 20 anni, qual è stato il significato, qual è stato il rapporto dei presidenti della Repubblica che in questi 20 anni si sono succeduti e hanno partecipato alle celebrazioni, qual è stata anche la memoria che siamo riusciti tutti quanti noi a costruire in mezzo alle giovani generazioni, perché io mi ricordo quando ero ragazzo non sapevo niente, io ho sbattuto, diciamo per fare una battuta, con questa vicenda perché 18enne stavo camminando molto tranquillamente dalla Cecchignola dove svolgevo il servizio militare e andavo verso la Laurentina, chi è di Roma magari ho conoscenza di Roma, e a un certo punto arrivai all'altezza del quartiere Giuliano Dalmata dove c'era un grosso masso e c'era scritto ai caduti Giuliano Dalmati, e c'era una signora che doveva deporre dei fiori su questo sasso, ma non riusciva a superare questa piccola recinzione che c'era intorno, al che io avevo probabilmente qualche chilo in meno e qualche capello bianco in meno, Lucas, e qualche anno in meno, agilmente scavalcai questa piccola recinzione, deposi i fiori su questo sasso e dissi: signora, ma chi sono i Giuliano Dalmati? E lì è partita tutta questa, io la chiamo una bella malattia, una bella situazione che mi ha portato 1 anno e mezzo fa a sostituire Emanuele Merlino in questo incarico di questa associazione che sta facendo tante cose. Una di queste cose sarà il 17 marzo nella sala del Consiglio Comunale di Jesolo, dove avremo modo, ecco, di fare il punto della situazione. Un'altra iniziativa che lanceremo sarà quella delle panchine del ricordo, il 23 aprile. Lanceremo questa campagna dove riempiremo tutte le città italiane di panchine intitolate e dedicate a un martire delle foibe, a Norma Cossetto, agli esuli, a un esule in particolare magari di quella città o di quella regione che sia particolarmente distinto nel dopoguerra, nel mondo della cultura, dell'arte, del commercio, delle attività lavorative, e quindi faremo anche questa iniziativa qui. E poi ovviamente ci sarà una rosa per Norma Cossetto, che è stata una cosa bellissima che abbiamo lanciato 6 anni fa a Viterbo grazie a Maurizio Federici, che se l'ha inventata, e l'anno scorso abbiamo coinvolto, ecco, vi dico i dati solo dell'edizione dell'anno scorso, 345 città in Italia e nel mondo, siamo arrivati addirittura a Melbourne a celebrarla, quindi è stata una manifestazione importante, ma che è nata anche da una necessità, Lucas, perché i negazionisti e i riduzionisti stanno sempre dietro all'angolo, no? Sono nascosti nell'ombra come è il loro costume, escono fuori in prossimità del 10 febbraio, spaccano le lapidi, rompono, no? Io mi sono anche un po' stufato, lo dico agli amici delle altre associazioni, di trascorrere i giorni immediatamente precedenti al 10 febbraio a fare comunicati stampa di denuncia, eccetera.
poi fatti che tra l'altro non arrivano nemmeno al grande pubblico, rimangono circoscritti alla cronaca locale, come se fossero dei danneggiamenti, no? Degli atteggiamenti così di second'ordine, no? Vabbè, la lapide degli istriani si può rompere, altre magari notizie arrivano più sulle prime pagine dei giornali o dei grandi telegiornali nazionali. E quindi c'è un po' quasi, lo dico da giornalista, un po' quasi una ritrosia da parte del mondo giornalistico a fare, diciamo, di un certo tipo di ragionamento. Perché abbiamo fatto Norma Cossetto questa cosa a Norma Cossetto? Perché intorno al 10 febbraio avevano fatto una cortina di filo spinato, non so se sapete, ma in molte città, in alcune città italiane, soprattutto del nord, il 10 febbraio viene celebrato da una nota associazione partigianesca, la quale ovviamente porta al suo la sua visione, no? della questione. Quindi insomma quello ci lascia un pochettino perplessi, anche se noi siamo per, come hai detto te, per il dialogo, per il confronto e per cercare insomma di parlare. Io non ho problemi se viene uno e mi dice che le foibe non sono mai esistite e che la terra è piatta e gli asini volano, gli dico aspetta un attimo, mettiti seduto, parliamone e cerco insomma di convincerlo portandogli la mia verità. A volte ci riesco, a volte non ci riesco. Però ecco, intorno a questo discorso delle foibe e dell'esodo, soprattutto dell'esodo, io lo vorrei marcare molto sul fatto degli esuli che hanno lasciato tutto, hanno lasciato la loro vita, hanno lasciato le speranze, hanno lasciato il futuro, hanno lasciato tante cose, non solo beni materiali, ma anche beni spirituali, e sono venuti in Italia e nel mondo a fecondare l'Italia e il mondo e dimostrando di che razza erano fatti i Fiumani, i Giuliani, gli Istriani, i Dalmati e che cosa potevano portare, quello che ci hanno arricchito, no? Con questo spostamento qua. Quindi a tutti quanti, vedo Italia Giacca, al quale sono legato affettuosamente perché ci sentiamo ogni tanto, ci scriviamo, ci telefoniamo siete tutti invitati il 17 marzo ovviamente, perché nella sala del Consiglio Comunale di Jesolo faremo veramente alla mattina una bellissima cosa che sarà, ripeto, una cosa di approfondimento e anche di comprensione e speriamo che anche grazie agli amici giornalisti che eventualmente sono presenti qua poi faremo rimbalzare, come si dice in termini giornalistico, la notizia anche su quelli nazionali, ne faremo un momento veramente aggregante. Grazie al Presidente Silvano Olmi. Io passerei subito la parola al senatore Menia, che dovrebbe essere collegato con noi e che ci sta già seguendo, e quindi eccolo là, lo vedete alle nostre spalle. Senatore, non ti diamo le spalle, noi ti stiamo guardando. Prego. Spero mi sentiate. Sì. Perfetto. Ok, perfetto. Io vi ringrazio e mi fa piacere partecipare aggiungendo a quel che avete detto qualche mia considerazione, qualche cosa in più. In effetti quest'anno è un anno particolare perché siamo a 20 da quando la legge sul ricordo fu approvata e devo dire tanta strada si è fatta se io penso che nacque in un clima che per la prima volta si era comunque in qualche modo rasserenato. Io ricordo a chi me lo chiede che ci misi 3 legislature, 10 anni per farla approvare, non fu un percorso semplice e ci vollero anche incontri, ci volle una riflessione che passava attraverso dalla destra alla sinistra, si voleva che questo diventasse un momento di unità nazionale, una memoria nazionale da conservare, o da recuperare più che da conservare, perché erano passati decenni e decenni di silenzio intollerabile, il velo di silenzio che questa legge ha squarciato, e questo devo dire è dovuto alla fine al fatto che molto fosse cambiato proprio nella politica italiana. Fu la stessa sinistra a riconsiderare molto del suo percorso e del suo passato, e ricordo anche il giorno, ricordo che mi commossi alla fine del mio intervento sapendo che quella legge sarebbe stata approvata, la dedicai, pensavo ai capelli bianchi di mio nonno volontario irredento,
pensavo ai tanti, e lo dissi, che avevano chiuso gli occhi senza mai avere un riconoscimento dall'Italia ufficiale. La cosa cominciò in sordina, perché il primo anno ci fu poco, il secondo qualche cosa di più, poi rispuntarono le sacche di negazionismo e giustificazionismo, che erano alla fine quello stesso settore minimale della sinistra estrema che non l'aveva votato. Però quello che all'inizio pareva essere un rigagno, un ruscello, è diventato un fiume in piena. Se noi pensiamo 20 anni dopo a quanto si sia fatto, se oggi in ogni città o comune italiano, bene o male, si è fatta una via, c'è un monumento, si parla nelle scuole, nelle università, certo, combattendo ancora perché, ripeto, ci sono comunque sacche di negazionismo di un'Italia che si ostina a non capire, un'Italia che io devo dire, quel pezzo, quello spicchio piccolo d'Italia che non comprende il portato e il significato di riconciliazione che c'è in questa legge, per me è incomprensibile. Troverei normale che ci sia una vicenda comune di fratellanza nazionale che riconoscesse la grande tragedia del nostro popolo. Bene o male, il popolo giuliano-dalmata è quello che ha pagato per tutti la sconfitta e la guerra, e pagare per tutti è stato qualcosa che va ben oltre la vicenda delle foibe, dei tanti troppi caduti senza croce, va ben oltre le storie personali dei tanti esuli, dei loro figli, eccetera. In realtà purtroppo c'è una scomparsa di una memoria nazionale e c'è la scomparsa e la distruzione di un tessuto che non tornerà mai più comunque ad essere lo stesso. Lo dico a voi, sotto l'insegna del Leone di San Marco, penso a Bui ed Istra di mia mamma, quando andavo nella sua piazza là dal Duomo e di fronte a quel campanile, in quella piazza c'erano 3 leoni di San Marco. Ora la nostra lingua si balbetta da quelle parti. Penso al dialetto che parlava mio nonno, che era quel veneziano di là dall'acqua, quello un po' più arcaico, molto più simile però a quello che si parla in Veneto che non il triestino attuale che io parlo. E penso alla scomparsa di tutto questo, penso alla scomparsa delle tradizioni, penso alla scomparsa di tante piccole cose che vedevo in famiglia alla fine. La mia riflessione spesso era anche questa, come passava il tempo e oltre alla vita individuale di ognuno si perdeva la memoria di tutto ciò. Ora l'Italia questa memoria piano piano in qualche modo l'ha riconquistata, ma è una memoria da riconquistare sempre. Pensateci, se oggi, pur partendo dalle nostre terre, qualcuno va sull'Adriatico orientale e mi dice ho fatto uno splendido viaggio in Croazia, sono passato per Poreč anziché Parenzo e sono andato a Rijeka invece che Fiume, e sono andato a Pula o a Split o a Dubrovnik invece di dirmi Pola o Spalato o Ragusa. Come dire, anche questa è testimonianza di tutto un mondo e di un'Italia che ha dimenticato. E come noi sappiamo, ecco, il giorno del ricordo in realtà ha consentito che generazioni intere riprendessero almeno un po' di quel che avevamo perduto. Per me, ecco, il ricordo è proprio questo. Gustav Mahler ci segnala che il ricordo non è custodire le ceneri, ma è alimentare la fiamma. Noi dobbiamo in qualche modo rialimentare la fiamma che è memoria, che è storia, che è cultura, che è civilizzazione, che è lingua, è tutto quello che noi non possiamo permetterci di perdere. E quando si semina, lo dico spesso, qualche cosa alla fine rifiorisce. Questo per me è il senso del ventennale, anche di questo giorno del ricordo, anche se i tempi sono sempre più lontani. Se io ci penso, quando 20 anni fa questa legge fu approvata, nelle nostre famiglie, nelle comunità dell'esodo, ce n'erano ancora tanti che avevano vissuto quei fatti. Oggi, del primo esodo, delle prime vicende delle foibe, sono passati 80 anni e non c'è quasi più nessuno. Gli esuli in gran parte ormai sono di seconda generazione, sono quelli come me. Io ho ringraziato tanta volte mia mamma di avermi fatto vivere libero italiano, ma se io sono vissuto libero italiano lo devo a lei, al suo esodo, a quello di mio nonno, a quello di mia nonna, una famiglia che si è spostata lasciando tutto quello che aveva. E
la nostra grande tragedia alla fine appunto è come una medaglia a due facce. Una è la medaglia dei tanti, troppi morti senza croce, di troppe famiglie che non hanno mai saputo dove andare a portare un fiore ai loro morti, e dall'altra parte la sparizione, ripeto, il grande esodo, i 350.000 che se ne vanno in giro per l'Italia o in giro per il mondo, lontano lontano, e alla fine ecco quel pezzo d'Italia dove, voglio dire, dove quei leoni di San Marco parlano proprio di noi, quei pezzi di venezianità e di romanità prima. Se penso all'Arena di Pola cantata da Dante, che dice sì come a Pola presso il Carnaro, chi taglia chiude i suoi termini bagna, no, canto dell'inferno. O se penso a tante altre cose, penso ai mille leoni di San Marco che su tutto l'Adriatico orientale stanno proprio a significare una storia, una tradizione, una lingua, una civilizzazione. Ecco, questo è il mio pensiero. Penso che comunque questa legge il suo effetto lo abbia assolutamente ottenuto, è stata implementata con una serie di cose proprio quest'anno, il treno del ricordo, i viaggi del ricordo che a partire dal prossimo anno si faranno e saranno finanziati dal Ministero dell'Istruzione, il museo del ricordo che si costituirà, quindi tutta una serie di iniziative che plasticamente, idealmente, spiritualmente, culturalmente servono a ridare senso appunto al ricordo, non a adorare le ceneri ma a perpetuare invece una fiamma. Grazie all'amico e senatore Roberto Menia che appunto in prima linea ha combattuto nelle aule, perché poi come si diceva prima sembra facile, sembra che l'iter di una legge possa essere una cosa semplice, uno la scrive e viene approvata. No, sono passate diverse legislature prima che questa potesse poi avere il suo effetto, e nonostante poi l'approvazione effettivamente un cambio di passo e lo sta dando questo nuovo governo di centrodestra, che inizia insomma ad investire su questa legge, perché poi è facile fare la legge, ma come spesso accade anche a livello regionale, per le nostre esperienze, se poi non viene finanziato, non viene dato la mano, c'è un altro aspetto, scusa ti interrompo Lucas, almeno negli ultimi 10 anni, per quanto mi consta, le medaglie e gli attestati venivano effettuati, la consegna veniva fatta una consegna molto frettolosa presso le prefetture. Uso questo termine per non dire altro di più pesante, perché l'ho vissuto con due amici che gli abbiamo fatto fare leader e tutto quanto, sono stati chiamati presso la prefettura della mia provincia qualche anno fa, e in una buia stanzetta della prefettura gli sono stati consegnate queste medaglie e questi attestati e sono stati riaccompagnati alla porta molto velocemente. Questo governo, gli va dato atto, ha riproposto, c'era l'amico Zmaric, scusami io non mi ricordo mai come la pronuncia, Zmaric, che era presente alla consegna, è stata fatta la consegna davanti al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Mantovano, in una forma ufficiale, nella sala verde della Presidenza del Consiglio, quindi è stata fatta una cerimonia piccola, non troppo diciamo esagerata, ma molto decorosa e molto bella, correggimi se sbaglio, mentre invece negli anni passati assistevamo a queste consegne frettolose fatte dentro le stanze della prefettura, che secondo me erano anche un po' umilianti. Io ho conosciuto e conosco Ermenegildo Rossi, un altro che è stato decorato di medaglia d'oro al merito civile, come Norma Cossetto, non ci dimentichiamo Norma Cossetto, una grande figura, una bellissima figura, e anche lui andò alla prefettura, mi ha raccontato, poi l'ha scritto nel libro, è andato alla prefettura di Roma e quella mattina lo chiamarono 10 minuti prima, dice no guardi la dobbiamo rinviare questa cosa perché non c'è quello che ha la chiave della cassaforte per dare la medaglia. Al che Ermenegildo, che è un esponente sindacale dell'Alitalia, quindi abituato a ben altre battaglie, gli disse guardate non vi preoccupate, io adesso chiamo Canale 5, Italia 1, Rete 4, la Rai e tra 10 minuti sto davanti alla prefettura. Magicamente si trovò l'omino che andò a aprire la cassaforte, ma la consegna avvenne anche lì in mezzo alle scartoffie della prefettura. Insomma, io credo che questa nazione debba
debba riprendere un po' di immagine, no? Anche l'immagine è importante, quindi anche la consegna di queste medaglie, anche la consegna di questi attestati deve essere fatta in una forma molto bella. Poi l'amico era presente quando io ho visto tutti commossi, gente che piangeva, e uno di quelli che ha ricevuto per conto del nonno, credo dello zio, questa medaglia e questo attestato ha detto era l'ora, erano 80 anni che aspettavamo questo momento. Beh, lì mi sono commosso sinceramente. Grazie Silvano, io concludo naturalmente ringraziando tutti. Questa è stata una conferenza stampa veloce, Silvano è volato da Roma per arrivare qui oggi e adesso deve ripartire velocemente perché tante sono le iniziative che sono ancora in corso con il comitato 10 febbraio. Questa conferenza stampa serviva non solo per fare il punto insieme naturalmente al senatore Menia, ma per dare il là, perché questo è solo, tra virgolette, diciamo, l'aperitivo di quello che poi sarà la vera festa non solo della legge, ma un momento di ricordo che verrà fatta in quel di Jesolo, come diceva, per il quale io ringrazio il sindaco Christopher De Zotti, che su questo è stato sempre attento, tant'è che insomma avete visto le polemiche anche in questi giorni, nonostante un monumento alle foibe che era nato anche condiviso e all'esodo. Quello sarà il momento nel quale, ed è stato costruito in questo modo in primis da Silvano, dal comitato, non per celebrare o per ricordare, perché sarebbe molto facile, potremmo farlo anche con i canali web, ma che poi non trovano riscontro. È quello di mettere insieme quelli che sono gli amministratori, perché saranno presenti, naturalmente adesso partiranno tutti gli inviti, quindi non vi preoccupate, dico amministratori che magari ancora apprendono di questa data in questo momento, anche se è già girata, devo dire la verità, infatti avevo già ricevuto e piacevolmente diverse chiamate sotto questo punto di vista. Quindi tutti gli amministratori, e questo è un evento veneto in questo caso, nel senso che raggrupperemo la maggior parte degli amministratori veneti, quindi saranno presenti le fasce tricolori e saranno presenti non solo le associazioni, ma gli esuli naturalmente, che saranno i primi ad essere invitati, proprio per mettere insieme quelli che hanno e portano la testimonianza per il proprio vissuto o per il ricordo di qualche persona che ha vissuto questa tragedia, ma soprattutto anche per gli amministratori che invece hanno la responsabilità in primis di portarla avanti. Ed è questo che fa la differenza tra chi amministra regolarmente e di chi invece fa politica con la P maiuscola, che non c'entra nulla con quella dei partiti, ma è proprio per portare avanti un'idea e una storia naturalmente che qualcuno ha tentato di nascondere fino a ieri. Grazie a tutti e naturalmente ringrazio anche, ho visto in rappresentanza del Comune di Venezia Linda Damiano, la Presidente del Consiglio Comunale, che è intervenuta al treno del ricordo che è arrivato qualche giorno fa in quel di Venezia. È stato un momento anche lì commovente e quello che penso abbia colpito tutti, dimmi se sbaglio Linda, è stato la partecipazione della gente, perché non era una cosa pubblicizzata, diciamo un evento pubblicizzato al massimo, e invece c'era la coda fuori della gente che voleva andare a vedere questa cosa, quindi anche quello è la dimostrazione che c'è del buono ancora, e i cittadini che magari non conoscono questa storia o che sono cresciuti senza conoscerla adesso hanno la curiosità di capire, e questo naturalmente grazie alle testimonianze delle associazioni e soprattutto degli esuli. Grazie a tutti. Perché c'è la gente? Vede, testimonianza. Benissimo. Grazie a tutti e naturalmente ci vediamo a Jesolo il 17 marzo.